Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Strada Rovigana, via Colombo, via Marconi, via Galilei, via Volta e via Padova. Come previsto, il serpentone del 93esimo Giro d'Italia ha lambito il centro di Monselice, poco dopo le 13 di sabato 22 maggio, durante la tappa Ferrara-Asolo. C'è chi ha preso posto già in mattinata lungo le strade del Giro, per non rischiare di perdere nemmeno un colpo di pedale. C'è chi ha approfittato del primo scampolo d'estate e del giorno prefestivo per improvvisare un picnic in attesa della pacifica invasione dei ciclisti. La carovana rosa ha percorso la statale 16 Adriatica tagliando da sud a nord la provincia di Padova, tra due ali di folla che da Monselice a Loreggia, passando per Campo San Piero, ha accompagnato ed incoraggiato i campioni che partecipano alla storica competizione. La città della Rocca ha accolto con molto calore il Giro d'Italia e molti sono stati gli appassionati o i semplici curiosi che alle 11:30 hanno preso d'assalto l'agenzia Mediolanum di Via Squero per incontrare il campione del mondo e campione olimpico Paolo Bettini, ospite della banca che è sponsor della maglia verde. Per la cronaca, la tappa si è conclusa ad Asolo dopo la scalata del Grappa ed è stata vinta dal siciliano Vincenzo Nibali.